Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, last name is dumb. But you still believe in where we're from. Man's white flower, it's in every living thing. Mind, use your power, spirit, use your wings. Hold on to me, don't let me go. Cheetahs need to eat, run antelope. Your first name is king, last name is dumb. Cause you still believe in everyone. When the baby first breathes, when the night sees sunrise, when the Ho detto che il numero uno è il numero uno. freedom, breathing. We are from heat, the electric one. Just the shock you see. He left us the sun. Atoms in the air, organisms in the sea. Sun and yes man are made of the same things. Il nuovo Stadio Friuli è il massimo, però se arrivasse una bella azienda che sponsorizzasse. Col patron Pozzo per commentare questa bella giornata, insomma con la visita del presidente del CONI che è rimasto affascinato e non poco da questo stadio. Beh, sono lusingato della sua visita, era già venuto all'inizio, per la verità anche a livello burocratico ci ha aiutato molto, perché all'inizio quando dovevamo fare lo stadio avevamo bisogno di varie concessioni da parte dell'autorizzazione da parte del CONI. È sempre stato molto disponibile, collaborativo, e quindi siamo molto contenti che sia venuto adesso a vederci e a starsi vicino. Poi abbiamo anche dato in concessione una serie, un 600-700 metri di uffici, e quindi diciamo questo rapporto, questa collaborazione rimane diciamo sempre molto vicina. Ecco. Dalla prima pietra a oggi davvero è stato fatto tanto, anche se lei ha detto la fase della costruzione è paradossalmente quella più semplice. Senz'altro, la costruzione è una cosa facile da farsi, qui almeno, non so poi negli altri paesi, l'aspetto burocratico è una montagna quasi insormontabile. Io parlavo che eravamo qui a discutere da 10 anni, ma qualcuno oggi mi ha ricordato no, addirittura ai tempi di Cecotti, e sono 15 anni che parliamo di stadio. Ecco, per costruirlo è bastato un anno, ma senza nessuno sforzo, senza nessun sudore. I sudori sono stati prima. Ultimissima battuta, ha detto il presidente Malagò, a Udine il calcio aiuta lo sport, è bello essere la locomotiva proprio dello sport dell'intera regione. Beh, diciamo, io sono appassionato di calcio, di sport, mi piace, e quindi il fatto di riuscire diciamo, a migliorare anche diciamo, il livello di organizzazione, perché non parliamo solo di Udinese, vogliamo anche coinvolgere altre discipline eccetera, e quindi ci fa piacere poter fare qualcosa di più. Hope that you fall in love and it hurts so bad. The only way you can know, you give it all you have.
comes, you'll say I live. It feels like I'm breathing through a straw. Whenever I try to breathe hard, it hurts. I want to make the most out of my life and have as much fun as I possibly can, and my biggest fear is not being able to do that. Hope that you spend your days, but they all add up. I'll say I did it all. I did it all. I owned every second that this world could give. I saw so many places, the things that I did. And with every broken bone, I swear I lived. Presidente Malagò, questa visita insomma, per vedere il nuovo impianto dell'Udinese, un bellissimo impianto. Per vedere e per toccare, ero già venuto all'inizio per una prima pietra, oggi c'è un bel working in progress, direi che siamo a buon punto, la struttura è quasi completata, si parla insomma, per fine anno a gennaio di fare un'inaugurazione, ma soprattutto strepitoso l'idea che il calcio aiuta gli altri sport. Qui a Udine si è creato un modello secondo me virtuoso che cercheremo di replicare in tutto il resto del paese. In questa sede nessuno forse lo sa, salvo gli addetti ai lavori, che si ospiteranno le federazioni sia a livello regionale, tutto il Friuli Venezia Giulia, che a livello provinciale, che spesso hanno problemi logistici, e logicamente si creerà tutta una serie di sinergie tra i vari atleti, i vari rappresentanti, la parte dedicata al fitness, la parte dedicata alle strutture dei medici sportivi e quindi tutto un discorso sanitario, di riabilitazione, insomma magari avercele questo tipo di iniziativa anche il resto d'Italia. Un caso abbiamo detto, lo ha detto lei, che entra nella storia, insomma è riuscito a non cancellare del tutto il ricordo del vecchio Stadio Friuli, anche giocando qui durante i lavori in corso, insomma un caso che fa storia. Sì, perché poi c'è sempre la famosa diatriba, buttiamo giù quello che c'era e lo rifacciamo oppure ristrutturiamo l'esistente. Scattano una serie di dinamiche, di vincoli, di sovrintendenze, anche magari di aree, di logistiche, però insomma se uno può scegliere questa è sicuramente la formula migliore.
seems to go wrong. Now I'm broken, I got money on my mind. Yeah, yeah. Money on my mind. Money on my mind. Nothing to lose. Un anno, ma senza nessuno sforzo, senza nessun sudore. I sudori sono stati prima. Ultimissima battuta, ha detto il presidente Malagò, a Udine il calcio aiuta lo sport, è bello essere la locomotiva proprio dello sport dell'intera regione. Beh, diciamo, io sono appassionato di calcio, di sport, mi piace, e quindi il fatto di riuscire, diciamo, a migliorare anche, diciamo, a livello di organizzazione, perché non parliamo solo di Udinese, vogliamo anche coinvolgere altre discipline eccetera, e quindi ci fa piacere poter fare qualcosa di più. Hope that you fall in love and it hurts so bad. The only way you can know, you give it all you had. And I hope that you don't suffer, but take the pain. Hope when the moment comes, you'll say I live. It feels like I'm breathing through a straw. Whenever I try to breathe hard, it hurts. I want to make the most out of my life and have as much fun as I possibly can, and my biggest fear is not being able to do that. Hope that you spend your days, but they all add up. I'll say I did it all. I did it all. I owned every second that this world could give. I saw so many places, the things that I did. And with every broken bone, I swear I lived.
Presidente Malagò, questa visita insomma, per vedere il nuovo impianto dell'Udinese, un bellissimo impianto. Per vedere e per toccare, ero già venuto all'inizio per una prima pietra, oggi c'è un bel working in progress, direi che siamo a buon punto, la struttura è quasi completata, si parla insomma, per fine anno a gennaio di fare un'inaugurazione, ma soprattutto strepitoso l'idea che il calcio aiuta gli altri sport. Qui a Udine si è creato un modello secondo me virtuoso che cercheremo di replicare in tutto il resto del paese. In questa sede nessuno forse lo sa, salvo gli addetti ai lavori, che si ospiteranno le federazioni sia a livello regionale, tutto il Friuli Venezia Giulia, che a livello provinciale, che spesso hanno problemi logistici, e logicamente si creerà tutta una serie di sinergie tra i vari atleti, i vari rappresentanti, la parte dedicata al fitness, la parte dedicata alle strutture dei medici sportivi, e quindi tutto un discorso sanitario, di riabilitazione, insomma magari avercele questo tipo di iniziativa anche il resto d'Italia. Un caso abbiamo detto, lo ha detto lei, che entra nella storia, insomma è riuscito a non cancellare del tutto il ricordo del vecchio Stadio Friuli, anche giocando qui durante i lavori in corso, insomma un caso che fa storia. Sì, perché poi c'è sempre la famosa diatriba, buttiamo giù quello che c'era e lo rifacciamo oppure ristrutturiamo l'esistente. Scattano una serie di dinamiche, di vincoli, di sovrintendenze, anche magari di aree, di logistiche, però insomma se uno può scegliere questa è sicuramente la formula migliore. The electric one, just a shock you see. He left us the sun. Atoms in the air, organisms in the sea. Sun and yes man are made of the same things. Il nuovo Stadio Friuli è il massimo, però se arrivasse una bella azienda che sponsorizzasse. Col patron Pozzo per commentare questa bella giornata, insomma con la visita del presidente del CONI, che è rimasto affascinato e non poco da questo stadio. Beh, sono lusingato della sua visita, era già venuto all'inizio, per la verità anche a livello burocratico ci ha aiutato molto, perché all'inizio quando dovevamo fare lo stadio avevamo bisogno di varie concessioni da parte dell'autorizzazione da parte del CONI. È sempre stato molto disponibile, collaborativo, e quindi siamo molto contenti che sia venuto adesso a vederci e a starsi vicino. Poi abbiamo anche dato in concessione una serie, un 600-700 metri di uffici, e quindi diciamo questo rapporto, questa collaborazione rimane sempre molto vicina. Ecco. Dalla prima pietra a oggi davvero è stato fatto tanto, anche se lei ha detto la fase della costruzione è paradossalmente quella più semplice. Senz'altro, la costruzione è una cosa facile da farsi, qui almeno, non so poi negli altri paesi, l'aspetto burocratico è una montagna quasi insormontabile. Io parlavo che eravamo qui a discutere da 10 anni, ma qualcuno oggi mi ha ricordato no, addirittura ai tempi di Ceccotti, e sono 15 anni che parliamo di stadio. Ecco, per costruirlo è bastato un... Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, last name is dumb. But you still believe in where we're from. Man's right flower, it's in every living thing. Mind use your power, spirit use your wings.
hold on to me. Don't let me go. Cheetahs need to eat. Run antelope. Your first name is King, last name is Dumb. 'Cause you still believe in everyone. When the baby first breathes, when night sees sunrise, when the Ho detto che il numero uno è il numero uno, numero uno, numero uno, numero uno.